Quello precedente era in rete, e quindi l'uomo di oggi in rete, e l'ultimo è stato mediterraneo. Quindi rispetto alla grande attualità di questo tema sono arrivati tanti contributi e ognuno con un grande fascino fino alla presentazione che vi è stata ieri sera, questa lettura dei componenti della redazione davanti al pubblico presente in questa sala alle murate. Nella nuova sede nuova sede che pensa un po', si chiama Santa Maria della Neve. Santa Maria della Neve. Per un miracolo che ci fu nel 1500. Sì, ricordo che naturalmente il semestrale di letteratura e conoscenza, l'area di Broccà, si chiamava prima Salvo Imprevisti ed è una rivista che è arrivata al numero 2332 perché è stata fondata nel 1974 appunto da Mariella e da Gabriella, due persone veramente Silvia Battisti, persone veramente straordinarie che in questa città hanno retto un tempo così lungo, perché quello che dobbiamo certe volte le cose sulle quali dobbiamo riflettere spesso è proprio questo, cioè tante cose nascono e muoiono dopo poco, no? Chi riesce a resistere deve avere veramente, oltre all'entusiasmo, motivazioni molto forti. E una consapevolezza che quello che sta facendo è un impegno culturale, civile, che non è appunto autoreferenziale come dicevi tu, ma che si rivolge al mondo culturale, che è sì anche il mondo degli intellettuali, ma che è anche il mondo delle persone qualsiasi. Noi facciamo le letture, come sai, qua con le persone, cerchiamo di avvicinare la poesia a tutti e in tutti i modi. A proposito di Mediterraneo, mi viene in mente quando il 21 marzo dello scorso anno abbiamo fatto, proprio dal titolo Morte per acqua, abbiamo fatto questo premio per i ragazzi quella bellissima serata nel Salone di 200, dove abbiamo anche premiato i ragazzi delle scuole che avevano scritto su questo tema. Allora, l'invasione degli stormi, tornando a questo mondo così in preda certe volte ai cataclismi di tutti i tipi, ha delle sezioni, no? Anche questo libro, perché tu hai questi libri che vanno veramente, dividi spesso per sezioni, come se ci fossero degli spazi temporali all'interno del libro stesso. Sì, io tendo fra la lirica e l'epos. Mi piace comporre una storia. Credo ci sia anche la dimensione di almeno spero, di una sonorità, di una musicalità nel prendere un motivo, approfondirlo, riprenderlo nei versi successivi, e questo cosa che è propria del movimento musicale, un nucleo di un motivo che viene lanciato nell'orchestra, ripreso dopo, allargato, dimenticato, ricomposto successivamente. Ecco, questa dimensione non della linearità del libro, ma questa composizione plurima, diciamo così, mi consente questo procedimento. Naturalmente qui c'è anche uno spunto a Calvino, al suo Palomar, questa rivolta, no, di questi uccelli. Sì. Cominci con la Valle dell'Inferno, questa prima parte? Sì, la Valle dell'Inferno per me è, diciamo, l'inferno è la valle dell'inferno, quella bellissima valle vicino a Moscheta, di memoria campaniana, ed è lì il luogo che immagino dove vanno a finire le anime di oggi. Ma c'è un personaggio che domina questa valle ed è la cornacchia. E l'altro fatto che scuote tutta la valle è l'attentato dei georgofili agli Uffizi, e quindi vicende che turbano profondamente l'equilibrio della natura, l'equilibrio della storia dei nostri tempi. Posso leggere l'attacco di questa valle dell'inferno
Inizia così: la cornacchia conta gli arrivi, li moltiplica per i numeri primi, ad ogni arrivo batte le ali, scrive il nome sulla lavagna, gracida contenta, mostra le gore d'acqua putrida abitate dal gracidio delle rane. L'occhio del campanile di casetta di Tiara si affaccia sopra i miasmi della valle. La macchina cattura immagini a misura dell'occhio digitale. Il treno attraversa la galleria, nel pulsare delle vene d'acqua tremano le radici del bosco. Il cervo scappa spaventato, sul fianco la ferita di uno sparo. Il gigante si scuote dal sonno, si alza vacillando in piedi, le mani alla fronte. Un lampo illumina la cupola, il boato squarcia la notte. Il palazzo è avvolto dal fumo, giungono nubi di voci. La bomba, gli Uffizi! Il gigante maledice gli occhi caverne di fuoco, la bocca schiuma di bava. Trema la terra del prato, si apre il labirinto, cado come corpo morto cade. L'acqua canta tra il muschio dei massi, si disperde in correnti, si compone in pozze sommerse dai cespugli. Gabriella, coronata di luce, nella radura mostra la strada che dalla valle sale per i fianchi della montagna. Sopra la cima dei castagni, la vertigine delle rocce, colonne aeree di una cattedrale aperta sul candeggiare del cielo. Mi perdo in questi boschi, le parole di Dino, ritrovo il centro di me stesso tra i fumi della follia. Casetta di Tiara oltre i fianchi della valle, approdo per l'incendio d'amore. Le rocce parlano dell'essere, le acque giocano con l'apparire, le piene dell'inverno trascinano pupazzi bianchi caduti dal cielo. Sulle camicie ricamate libertà, uguaglianza, fraternità si disfano, approdano sui massi, immagini di pietra alle pareti, ideologie sedimentate. Ora il volo libero del gabbiano, ora colonne fino alle guglie della cattedrale, attraversate da oriente a occidente, da armenti ricamate di nuvole, guidati dal fantasma della ragione. Segue l'altra sezione, la via del purgatorio. È il tempo dell'attesa, è il tempo dell'uomo per espiare le sue colpe. La sezione inizia così. Nella sala d'attesa l'odore dell'alcol, il battito del tamburo, la pelle secca della lingua. Folla nella sala d'attesa, la porta aperta del reparto, il gioco degli scacchi per pedine la vita e la morte. Passi sulla sabbia tra i miraggi evanescenti, il tumore tesse il tempo dell'attesa. Il maglio colpisce la facciata, abbatte la parete di rosso, un boato invade l'ospedale. Tra le gru e le scavatrici sopravvive solo il reparto. Lo squallore del reparto, annunciato dai pini sfiancati, dalla grigia siepe assetata. Il mio nome suona nella sala, tra vassoi dei pasti consumati, facce spente di cartapesta, sulle pareti carte disegnate dal gemito d'acqua dei tubi, dal gorgoglio delle docce. Ho ricostruito la voce dei fiumi, un tedoforo in corsa, le forme di donne discinte. Un'altra parte della stessa sezione. Il ragno si affaccia dal soffitto,
di notte tesse la tela, scende veloce per il filo, osserva i pazienti distesi, gli aghi infilati nelle vene. Mi guarda con simpatia, risale svelto, scompare oltre il tubo del riscaldamento. L'aspetto, l'attesa è lunga, penso ai tesori del ripostiglio, resti di mosche, di moscerini. Cosa si ricorderà di me, del mio passaggio nella stanza? L'ultima sezione è Nuovo Cinema Paradiso. Nel silenzio svaniscono le luci, mormorano le foglie dei platani, si accende l'occhio della cabina. Gabriella, coronata di luce, mi tiene stretta la mano. Il fascio di luce taglia la sala, imprigionato da nubi di fumo. Vivono in bianco e nero i racconti del mondo, ombre proiettate dalla cabina, immersa nella nube notturna del cinema paradiso. Alle mie spalle il respiro di Alfredo e Salvatore. Infine questa sezione Cinema Paradiso termina con questi versi. Suona la mia canzone, Sam, come a quel tempo, implora dallo schermo lo sguardo innamorato di Ingrid. Vago il suo sorriso. Canta as time goes by. Ripeto le sue parole, seguo Gabriella nel film. Sono alle spalle di Bogart sulla pista dell'aeroporto. Sento le parole dell'addio. La mia mano non stringe Gabriella, la poltrona è vuota. Nell'ora viola del tramonto il vuoto, poi un pulviscolo d'ali invade la cupola del cielo. La nube s'addensa, sfiora la casa. Hitchcock è parte del moto, si alza nella nuvola percorsa da inquiete presenze. Ora la nuvola evapora, ogni storno si allontana, raggiunge un punto lontano. Ora dai quattro angoli del cielo emerge un vortice gremito di battere d'ali, una sfera roteante sopra il ronzio della cinepresa. L'ultimo chiarore scompare, l'ombra sale dalle strade, sommerge le cupole, le tegole dei tetti, inghiotti il volo delle piume. Nei nidi appesi alle grondi riposano i racconti del mondo, la testa sotto le ali. Quindi praticamente queste nuvole di uccelli sono i racconti. Sono i racconti, in questo squilibrio della natura, la violenza, la ricerca di nuove speranze, abbiamo bisogno di racconti. I racconti può essere il film, può essere una poesia, può essere il racconto, e quindi anche degli affabulatori che sappiano raccontare buone storie per farci sperare, per farci sognare. Senti, e Gabriella, che è un po' la Beatrice, la tua Beatrice, invece che cosa rappresenta? Sì, è una musa, sì, è un'accompagnatrice. È la guida. È la guida. È la persona, l'essere che nelle diverse condizioni, quando uno è perduto nella valle dell'inferno o nella sala d'attesa, gli porge la mano e lo conduce a fare il passo successivo, un sostegno nella vita di tutti i giorni. Da questo libro, L'invasione degli storni, passiamo a un altro tema a te molto caro, che è legato alla città dove vivi, che è Firenze, però una Firenze
appunto come ecco, capiamo che non ha niente a che vedere con la Firenze spettacolare, turistica, eccetera, ma una Firenze intima, una Firenze di tutti i giorni, una Firenze appunto non più facile neanche da scoprire per i fiorentini, da tanto che è alterata, no? Rispetto a se stessa. Sì, io ho voluto dire una Firenze in carne ed ossa, una Firenze che cerco di scoprire in tutte le sue parti, che ogni giorno mi meraviglia per la sua straordinaria bellezza, che però compongo e riscompongo. E quindi anche in questo caso per me la scoperta del paesaggio, prima negli altri era un paesaggio campagnano, ora è un paesaggio cittadino. E mi piace nella prima poesia che leggo, c'è proprio la dimensione della geometria. Nel Rinascimento una componente essenziale che vedo è il trionfare della geometria, delle geometrie, in tutte le sue forme. Il modo in cui guardo questa piazza Santa Croce, e il cercare le geometrie di ieri, di oggi, di sempre. Santa Croce. Geometrie evaporano da piazza Santa Croce, linee fuggono dalle strade affollate di case, il cerchio dei bambini la sera, le ellissi delle rondini in volo radente, il punto di marmo vestito delle vesti di Dante, il quadrato dei turisti seduto sulla scalinata, il segmento blu libero dalla retorica della Chiesa, la linea retta della palla calciata al centro della piazza. Sì, sì, proprio tutti i riferimenti alla geometria, insomma, dalle linee al cerchio, alle ellissi, il punto, il quadrato, il segmento, è proprio un succedersi di elementi geometrici. In questa piazza Santo Spirito, una giornata qualunque in cui girando lo sguardo passa intorno il mondo. Santo Spirito, le tende dei banchi volano gonfie di vento, i vestiti appesi roteano come pupazzi, onde attraversano la piazza, si agitano nastri nei capelli delle donne, il fare lento della domenica mattina. Sulla pietra dove cadde colpito potente un vortice di foglie, non appoggiate le biciclette al muro, dice il cartello, sotto le 3 grandi schegge di granata infisse nel muro. La facciata della chiesa apre le ali.